Le avventure di Zé e Pandeiro. Capitolo 2. Mama Africa. Il primo viaggio fu quello nel cuore pulsante del mondo, luogo in cui moltissime cose ebbero inizio. L'Africa. Attraversarono deserti e foreste, quando il richiamo dei tamburi iniziò a guidare i due amici fino in Guinea, conducendoli ad un villaggio in festa. Zé e Pandeiro furono accolti calorosamente e grazie alla lingua universale del ritmo poterono comunicare senza troppe difficoltà. Gli abitanti del villaggio spiegarono che in quel momento stavano festeggiando, ballando e cantando sulle note di un ritmo chiamato Sorsonè. Le ragazze del villaggio ringraziavano le loro madri per aver donato loro la vita ed una personalità. Il griot del villaggio, così si chiamano i saggi cantastorie da quelle parti, raccontò a Zé che in quei luoghi molti momenti della vita erano legati ad un ritmo e a un canto precisi, ma che a dire il vero, qualsiasi cosa facciamo ha un ritmo, disse l'anziano e continuò. I tamburi sono la risposta degli uomini al ritmo dello spirito antico della terra, che tutti noi abbiamo dentro. Nel momento in cui mamma e papà trovano il loro ritmo e ci donano la vita, il primo suono che percepiamo mentre cominciamo a formarci nella pancia di nostra madre è il battito del suo cuore. Ma anche il respiro è ritmo, la parola è ritmo. Noi siamo ritmo. E non importa la grandezza o la potenza dello strumento, l'importante è fare la propria parte. Zé era completamente incantato dalle parole del vecchio griot, il quale riprese il suo discorso. Ti racconterò una storia molto conosciuta qui nel West Africa. È la storia del piccolo colibrì. Un giorno nella foresta scoppiò un enorme incendio. Tutti gli animali iniziarono a scappare impauriti dalla grandezza e dalla forza del fuoco, ma il colibrì iniziò a fare avanti e indietro, dal lago all'incendio e dall'incendio al lago, portando all'interno del suo piccolo becco quanta più acqua potesse. Dopo qualche viaggio, il leone notò ciò che stava facendo il colibrì e gli disse: Ma si può sapere cosa stai facendo? Non crederei mica di poter spegnere un incendio del genere con qualche goccia d'acqua alla volta. E il colibrì rispose: Non so se le gocce d'acqua che porto spegneranno l'incendio, ma è il massimo che posso fare. Tu rimani pure a guardare senza far nulla, o peggio ancora, fuggi. Io continuerò a fare ciò che posso. Una grassa risata rimbombò fra gli alberi. Il griot, riconoscendo la voce del suo nipotino, disse: Sentiamo un po' perché te la ridi tanto, Mamadou. No, rido perché quel leone chiede ancora al colibrì cosa fa e perché. È da quando non avevo i denti che sento questa storia. Mamadou era appunto il nipote dell'anziano griot. Continuando a ridere, si avvicinò a Zé, lo abbracciò e lo salutò. Ciao, benvenuto, mi chiamo Mamadou. E tu da dove salti fuori? E che cos'è quella cosa lì che hai in mano? Zé ricambiò l'abbraccio e si presentò a sua volta. Ciao, il mio nome è Zé.
Vengo da un posto lontano lontano e lui è Pandeiro, il mio amico di viaggi e avventure. Mi accompagna in ogni situazione. Pensa un po', disse Mamadou. Pensa che anch'io ho un amico che mi accompagna sempre. Si chiama Djembe. Lo conosci? No, non lo conosco, ma sarei ben curioso di sentire che voce ha, rispose Zé. Voce? Riscoppiò la risata di Mamadou per la foresta. Parliamo proprio la stessa lingua. Sai, questo tamburo viene fatto con il tronco di un albero, quindi dentro di sé ha qualcosa di magico. Lo spirito dell'albero parla attraverso il djembé e ci aiuta a comunicare da villaggio a villaggio. Non è che possiamo metterci ad urlare come i pazzi sperando che ci sentano a chilometri e chilometri di distanza. E qua senza telefono è difficile, quindi la cosa più semplice è usare i tamburi. E al richiamo del djembé, tra, Zé si risvegliò come per incanto.